Barbara aggressione a scopo di rapina, l'ennesima a Mestre, lungo il sottopasso di Via Dante, lato stazione ferroviaria, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Aggrediti e pestati selvaggiamente da un gruppo di 6 persone di varie nazionalità, 2 operai di origine africana, che finito il turno di lavoro verso l'1:30 del mattino, mentre stavano cercando di raggiungere la propria abitazione a Marghera, si sono trovati letteralmente accerchiati dai facinorosi che a mani nude, pare anche con degli oggetti atti ad offendere, li hanno picchiati a calci e pugni per tramortirli e lasciarli a terra esanimi al fine di derubarli di zaino, cellulare e portafogli con il contante presente. Fenomeno gravissimo su cui si spera che le forze dell'ordine facciano chiarezza quanto prima. È un sottopasso utilizzato moltissimo da cittadini e lavoratori che unisce due parti della nostra città, appunto la parte di Mestre con la parte di Marghera. Subito sul posto gli agenti delle volanti chiamati in soccorso dagli stessi operai aggrediti che, sebbene tramortiti e sanguinanti, sono riusciti, tornando indietro lungo lo stesso pericolosissimo sottopasso, a raggiungere la stazione e il presidio di forze di polizia sempre presente. Da qui l'inseguimento e il fermo da parte degli agenti delle volanti di 2 degli aggressori. Si tratta di una ragazza veneziana di 27 anni e di un marocchino di 33 anni. A fine anno previsto l'avvio dei cantieri di RFI per la nuova stazione dei treni con la riqualificazione dell'area, come annunciato in pompa magna dalla stessa RFI a febbraio scorso con la presentazione del piano, ma è ancora tutto fermo, sembra, a causa della mancanza di risorse. Che fare nell'attesa? I sottopassi devono assolutamente essere riqualificati, controllati, la zona deve essere illuminata, presidiata e facendo un lavoro appunto capillare. La proposta del PD con il segretario della zona e già consigliere comunale, nonché da sempre residente nell'area in questione. Secondo noi se si apre la sede di Via Sernaglia, che è una sede pubblica, facendo un intervento, un incontro serale, proponiamo prima di Natale, anche cadenzandolo una volta alla settimana sarebbe importante per andare operativamente a parlare di cosa poter fare.